Savuda. Bella ragazzi! Bella! Qui è Savuda Con Subiocchi facendo finta di giocare a PlayStation perché in realtà noi giochiamo sul manco. in quella postazione là che voi non vedete ovviamente perché l'avete vista quando stavo cucinando del computer. Bella. E beh, come al solito un bitter. Un bitter perché l'altra volta me l'ho fatto vedere giallo per par condicio, avevo anche questo in filo rosso. Salute di nuovo. Peccato che non c'è verde. Mm? Verde, non Beh, c'è. no, tanto usciva la bandiera Succo. dell'Irlanda gialla. Mocio. Mocio. Beh. Comunque, cos'è questo vlog? Vlog dei 500 iscritti. 500 iscritti che abbiamo raggiunto forse meno di una settimana dopo, non mi ricordo quanto, i 400, quindi stiamo crescendo velocemente. Io nel mentre sto registrando questo vlog dei 500 iscritti, se guardiamo nel canale, non so se si vede qui, perché vabbè, televisione con il canale Salute, siamo a 500, però io non mi vedo così forse. 548, 20.530 visualizzazioni e quindi questo io e Subiocchi vogliamo ringraziare Ci mancherebbe tutti altro. voi per questo supporto. In questo vlog parleremo della nostra carriera di YouTube, nel senso carriera tra virgolette perché sono 3 mesi in cui facciamo video e diciamo da dove è venuta questa voglia di fare video su YouTube? A lui da nessuna parte, a me è venuta perché io ero innamorato di YouTube già da prima di conoscere YouTube dei videogamers, perché conoscevo i vari Will of Woo, che sarebbe Willwush, Cane Secco, Claudio Di Biagio che sarebbe Non aprite questo tubo, Yotobi, Unegonda, un sacco di come? Avviri. Un sacco di youtuber, poi dopo un giorno ho sentito questo qua che faceva che bomba di arma! Mi faceva ma che cazzo è? E ho detto, cioè questo gioca e parla nel mente, è una figata, ed era il mitico Johnny Creek. Allora io ho detto, dal nulla, incominciavo a dire, bene ragazzi, qui è Savuda a caso, mentre giocavo con Subiocchi e altri amici su PC, intanto mi sta seccando la gola, quindi Beh, buffendo. Subiocchi che con i suoi beh. Beh, ci mancherebbe altro. Comunque, cosa stavo dicendo? Ah sì, beh, nel senso noi praticamente facevo finta di essere un youtuber eccetera eccetera, poi un giorno ho fatto una partita, l'ho registrata e ho detto perché al posto di farla vedere soltanto ai miei amici eccetera non la pubblichiamo in un canale, e così l'abbiamo pubblicata in un canale 3 mesi or sono, già l'ho pubblicata in un canale, l'ho fatta vedere a loro, ho raggiunto subito 10 iscritti, ovviamente pagandoli perché il denaro, no vabbè, 10 iscritti che erano amici, così, e poi però non mi sarei mai aspettato questo exploit, giusto? Beh, Giusto? ci mancherebbe. Quindi poi Subiocchi vabbè ha partecipato perché io ho detto ti va di fare una serie con me, perché comunque ho deciso, lui è molto caratteristico come espressioni, simpatia, originale, con il proprio stile, perché con il proprio beh, sinceramente io non conosco nessuno come Subiocchi. Lo chissessi. Beh, e quindi così, poi vabbè, ovviamente qui c'è la scaletta, perché se non ci ricordiamo che cazzo dobbiamo dire, adesso dobbiamo dire da dove derivano i nostri nomi. Dove siamo? Come? Beh, di dove siamo? Siccome ci fanno molto una domanda, ci dicono, ma di dove siete? Del Sugore Savurca, che in sardo vorrebbe dire nel corno della forca, ma non è? Comunque di Cagliari. Beh, siamo di Cagliari, io abito a Cagliari, cioè a Sugortu, non è vero però, per fuorviare i milioni di fan che così andranno al porto. In linea d'aria. In linea d'aria, non scorreggio. Comunque, chissà se si vede tutte le cose che faccio con le mani, si vede la mia faccia. Comunque, il mio nome deriva da praticamente un giorno, io mi chiamavo Diablo nei giochi, Diablo, El Diablo, Uneo, tutte queste cose qua, ma un giorno decisi di cambiare, perché come che sta parlando solo io? Vabbè, dopo decisi di cambiare perché non mi piaceva più, Diablo, troppo scontato, il Diablo, poi c'è il Bitfilm, il Diablo! Ci siamo infogati. E quindi Savuda deriva da Savuda, come sapete tutti quanti, non è vero che lo sapete tutti quanti, ma dovete saperlo,
vuol dire gallina in sardo, la gallina, poi generalizzato si può dire anche il pollo, quando noi mangiamo a pranzo il pollo si diceva pauso saluda, e la gallina, perché volevo cambiare il nome, e mentre decidevo avevo aperta la schermata della caserma di MV2, Modern Warfare 2, Call of Duty 6, e c'era il titolo che io avevo tiratore scelto, dove c'è una gallina che sbatte le ali, no? E quindi io gli ho detto, siccome avevo il titolo perché mi piaceva la gallina come animale, perché mi fa ridere il nome in sardo, i versi, che corre con la testa, cioè senza testa, con il collo che spruzza sangue del colorito del bitter, Bello. e quindi ho deciso di avere questo nome. Un po' dopo Subiocchi ha deciso di chiamarsi Subiocchi, perché Subiocchi cosa vuol dire in sardo? Beh, il tacchino. Subiocchi vuol dire il tacchino. E quindi per fare questo binomio Savud e Subiocchi sono tutti e due dei volatili cravasu in terra, cioè cravasu, Cravati. fissati in terra, Sì. però più volgari. Vabbè, Beh. non si può tradurre tutte le parole dal sardo all'italiano. Però prima avevamo un altro nome. Beh, il nome che è nato da un titolo, più sono grossi, Mellus Est. Praticamente vuol dire c'era un titolo sempre su MV2 MV2. che c'è una bomba disegnata, una Moab che ancora esiste, e c'è scritto più sono grossi, e lui voleva dire più sono grossi meglio è, pensando alle pizze, capito? Che casa. Un saluto tra l'altro a Sueccio, un nostro amico. E lui, più sono grossi, Mellus est, che in sardo vuol dire meglio è. Minchia, se non si sente il volume o si è smesso la registrazione, ed è un incazzo. Io mi incazzo veramente tanto. Comunque, quindi acceleriamo i tempi. Vabbè, comunque questo vlog volevo dirvi. Aggiornamento PC c'è scritto là, vuol dire che mi devo comprare un nuovo PC. Oggi sono andato a fare i preventivi. PC con una. Quali sono le caratteristiche, ve le dico immediatamente. Ho consumato le suole delle scarpe. Per andare a fare i preventivi. Allora, scheda video 6950 a T-Radio. Bella. CPU penso un i7 2700K. Scheda madre penso Asus da 8 GB di RAM, nulla di particolare. E tutto il resto sono cose abbastanza comuni. Poi i giochi che mi comprerò, per i quali farò video, sicuramente mi prenderò una HDPVR per la PlayStation, però penso verso fine estate, forse anche dopo. E farò una serie su Heavy Rain. E forse la farò con Subiocchi. Beh, speriamo. Speriamo. Subiocchi comunque prenderemo anche Black Ops 2 insieme per fare gli zombie, anche Black Ops 1 comunque, prima di uscire Black Ops 2 lo riprenderemo. E poi Assassin's Creed 3. Non so se vi farò dei gameplay di Assassin's Creed 3, però io vi posso assicurare una cosa. A me non piace lo spirito di quelle persone che dicono io mi compro il computer e no, scusate, il gioco perché devo fare i video per i miei iscritti. Non esiste il devo. I video vanno fatti prima per divertirsi, Esatto, per piacere. per noi, per divertirci noi. Poi se piacciono all'altra gente, allora noi ne siamo ben felici. Ma io non spenderò mai il settantello per fare il video, cioè per comprare un gioco per fare i video per le persone. Se le persone hanno piacere a vedere i miei video, li vedono con i giochi che io mi diverto a fare, perché sì, è un impegno con serietà, ma non è un lavoro, Certo. per il quale io devo. Anche perché se diventa un dovere dopo Non piace più. la voglia va scemando di continuare a fare i video. Siccome noi non siamo scemi, ma siamo gamers. I gamers si divertono. Comunque, speriamo che io vado a controllare se sta registrando, poi salutiamo. Prova Viri! Registrando. No. Scusate per queste urla, stiamo parlando molto a voce alta perché altrimenti potrebbero non sentirsi, perché l'iPhone 4S di base ha uno zoom di suo, cioè per l'iPhone no. Per fare il video in HD lo zooma da solo, non si capisce perché sta minchiata. Preventivi? Sole. Quindi cosa sto dicendo? Ah sì, e lo zooma da solo, quindi la telecamera è dall'altra parte del vicinato, che in sardo si dice subbigiano. Ogni tanto diciamo che subbigiano, melanzana in sardo si dice suberigiano, e sono le parole che la gente ci chiede di più. Non so perché un giorno ho detto così. Quindi, qui decidiamo di salutare i nostri iscritti. Punto al termine. 148, forse, poi non sappiamo 530 visualizzazioni.
Un saluto ai nostri iscritti, perché ormai il noi è un dovere, questo sì che è un dovere. Un saluto da Saluda E adesso vi occhi. a Sibiri Gundebe. Bella. Avete salute. Algio. Beh, Saluda. Nello genere. Andiamo, se uscito bene.